Secondo libro delle Cronache, capitolo 33, leggiamo dal verso 1 al verso 20. Manasse, che era il figlio di Ezechia, che forse è un re che conosciamo meglio, aveva 12 anni quando cominciò a regnare. Regnò 55 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti, eresse altari ai Bali, fece degli idoli di Astarte e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme sarà per sempre il mio nome. Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei 2 cortili della casa del Signore. Fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Ben Hinnom. Si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria e istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: in questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre e farò in modo che Israele non muova più il piede dal paese che ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, cioè tutta la legge, i precetti e le prescrizioni dati per mezzo di Mosè. Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini e, legatolo con una doppia catena di bronzo, lo portarono a Babilonia. E quando egli fu angosciato implorò il Signore suo Dio e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Dopo questo Manasse costruì fuori della città di Davide a occidente verso Ghion nella valle un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci. Lo fece girare attorno a Ofel e lo tirò su a grande altezza e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di Giuda. Tolse dalla casa del Signore gli dei stranieri e l'idolo. Abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa del Signore a Gerusalemme e gettò tutto fuori dalla città. Poi ristabilì l'altare del Signore e vi offrì sopra dei sacrifici di riconoscenza e di ringraziamento e ordinò a Giuda che servisse il Signore, Dio di Israele. Tuttavia il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto al Signore suo Dio. Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolsero nel nome del Signore Dio di Israele sono scritte nella storia dei re di Israele. E la sua preghiera e come Dio si arrese ad essa, tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, le località dove costruì gli alti luoghi e pose degli idoli di Astarte e delle immagini scolpite, prima che si fosse umiliato, sono cose scritte nel libro di Ozai. Poi Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in casa sua, e Amon suo figlio regnò al suo posto. Signore, facci apprendere la lezione di questa storia, perché sappiamo che i tuoi appelli sono numerosi e tu sei un Dio di grazia. E questa mattina noi vogliamo incontrare questa grazia straordinaria e vedere la tua mano operare meravigliosamente per la salvezza, perché le vite siano trasformate.
Signore, compi l'opera tua in mezzo a noi, compi l'opera tua nei nostri cuori. Tocca il mio cuore, Signore. Riempimi di Spirito Santo, aiutami a condividere la tua parola insieme ai miei fratelli. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Questa storia è una storia da montagne russe, si potrebbe dire, perché si toccano punte bassissime, ma poi improvvisamente viene il Signore e fa cose meravigliose. Se voi leggete questa storia, la versione di questa storia nel libro dei Re, voi non avrete gli elementi per parlare della grazia. Manasse fu il peggiore in assoluto dei re. Noi sappiamo che i re di Israele furono tutti negativi, fecero ciò che è male agli occhi del Signore, ma i re di Giuda qualcuno fece bene. Manasse superò i re di Israele. Manasse superò la depravazione dei popoli cananei che erano stati scacciati ai tempi di Giosuè. Manasse superò tutti i limiti. E se voi leggete la versione di questa storia in Re, non c'è redenzione. Anzi, lo scrittore calca la mano e dice che Manasse, oltre a questo, oltre a essere profano, irreligioso, fu un uomo senza timore familiare, perché suo padre Ezechia aveva provato a promuovere un qualche risveglio e lui demolì tutto quello che costruì suo padre, quindi mancò di rispetto. Ed è scritto che fu un uomo violento, insanguinò così tanto Gerusalemme che si vedeva sangue innocente da un punto all'altro della città. È un uomo che fece cose abominevoli, sacrificò i suoi figli sul fuoco per le divinità pagane. Alcuni re negativi innalzarono altari a Baal, Astarte, alle altre divinità pagane in Israele. Manasse innalzò idoli e templi e altarini e altre cose dentro il Tempio del Signore. Non ebbe timore di Dio in nessun modo. Non ebbe scrupolo nemmeno per chi forse poteva avere timore di Dio. Entrò nel Tempio del Signore e lì innalzò un idolo. Altri probabilmente non aveva più posto dentro, li innalzò nei cortili del Tempio del Signore. E non soltanto fu una sua scelta personale, ma fu un promotore. I nostri giovani direbbero un influencer. Andò dal popolo che lui governava dicendo: dovete fare come faccio io, fatelo. E li convinse. Manasse fu il re più longevo della storia di Giuda e Israele. Regnò più di Saul, più di Davide, più di Salomone, regnò più di Uzia, regnò 55 anni, più di mezzo secolo. E fu mezzo secolo speso nella depravazione, speso nell'immoralità, speso nella violenza, speso nella noncuranza di Dio, della storia di Israele. Un uomo terribile, un uomo che fece cose così profonde che Giuda fu deportato perché le sue azioni fecero traboccare il vaso. Infatti, quando egli, abbiamo letto, si ravvide, non riuscì però nell'intento di far ravvedere il popolo. Il popolo ormai era sprofondato, l'aveva trascinato lui probabilmente, ma non aveva più lui facoltà di riportare indietro il popolo. La sua vita sì, il popolo no, perché
il peccato ha sempre delle conseguenze. Questo noi lo dobbiamo sapere. Dio perdona, ma le conseguenze del peccato vanno fuori dal nostro controllo. Questo non significa che il Signore non abbia perdonato, ma col peccato dobbiamo sempre fare i conti. Quindi, fratelli, è meglio che ci teniamo lontani dal peccato. Amen. È meglio che viviamo una vita santa per il Signore. Quando noi leggiamo la storia di Manasse, se siete curiosi, fate questo esercizio a casa, leggete sia in Re che in Cronache. Quello che ci viene da dire è che quest'uomo è senza speranza. Quest'uomo è il peggiore di tutti. Quest'uomo ha raggiunto un livello di immoralità così basso che davvero non c'è termine di paragone. Non c'è nessuno che può dire è peggio di lui. Tutti risulterebbero migliori. Anche i personaggi più negativi davanti a Manasse risulterebbero tutto sommato salvabili in qualche aspetto. Per Manasse non c'era un aspetto della sua vita che non fosse lontano da Dio. Da giovane iniziò a regnare a 12 anni e già evidentemente non aveva neanche timore degli insegnamenti che aveva ricevuto. E dicevo prima, la parola di Dio lo specifica dicendo: superò quello che facevano i cananei. I cananei erano stati scacciati dal Signore e non subito. Dio parlò ad Abramo dicendo: non è ancora il tempo, non è ancora arrivato il culmine. Parlò anche a Mosè, ma arrivò un punto in cui arrivarono al culmine del peccato i cananei e lì Dio li scacciò. Pensate a che livello di immoralità erano arrivati. Manasse li superò. Quindi se volete trovare un personaggio negativo è qui che dovete andare nella parola del Signore. Eppure Manasse viene definito il figlio prodigo dell'Antico Testamento. Quell'uomo trovò il modo di invocare il Signore per la sua salvezza e scoprì un Dio di grazia. Solo Dio poteva perdonarlo. Gli uomini no. Io no. Io non avrei trovato nessun argomento semplicemente per avvicinarmi a un uomo così. Ma invocò il Signore e scoprì l'immensa grazia di Dio. Scoprì che il Signore ascolta, si fa raggiungere da una preghiera sincera e la sua grazia è superiore a quanto alto può essere il peccato, a quanto grave può essere la condizione. Dio è un Dio di grazia. L'insegnamento per noi della storia di Manasse è che se il Signore è riuscito a far grazia a un uomo come lui, questa mattina può esserci grazia per noi. Questa mattina ognuno di noi può sperare in un Dio che ascolterà una preghiera sincera. Manasse non visse poi negli agi. La punizione del Signore fu atroce. Quando arrivò l'invasore, lo presero con uncini. Non vi dico di fare una prova per capire cosa provò quell'uomo, ma non lo incatenarono con corde e catene normali, ma lo ingabbiarono con degli uncini. Quindi pagò il prezzo, sicuramente, ma trovò una grazia insuperabile. Dio questa mattina può spiegare la sua grazia verso di noi, qualunque sia la condizione in cui ci troviamo.
Se noi invochiamo il Signore per la nostra salvezza, lo troveremo favorevole. Ora la grazia immensa di Dio, che è stupefacente nella storia di Manasse, è davvero incredibile, davvero ci fa dire: Signore, come hai potuto? Come sei riuscito? E lì sta la differenza fra noi e Dio, che Dio ha una grazia immensa, che non ha termine. Quella grazia però si attiva per chi invoca il nome del Signore. Alcuni si sbagliano riguardo alla grazia di Dio. Alcuni pensano di poter fare quello che vogliono, perché tanto Dio sarà un Dio di grazia. Non è così. La grazia di Dio, che esiste, che è presente, che è abbondante, che è sovrabbondante, che è immensa, si attiva soltanto per quelli che invocano il nome del Signore. Tutti quelli che dicono: io sono qui, se Dio mi vuole salvare mi trova, se Dio mi vuole usare mi trova, se Dio mi vuole parlare mi trova, non hanno compreso che noi dobbiamo invocare il nome del Signore. Manasse pregò il Signore, è scritto che egli fu angosciato, implorò il Signore suo Dio. È la prima volta che viene detto di Dio che era il Dio di Manasse, perché Manasse aveva avuto 1000 altri dei, tranne l'unico vero Dio. Ma qualcosa evidentemente è cambiato. Si umiliò profondamente davanti al Dio dei padri e a lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese, è scritto, alle preghiere di Manasse. Dio riconosce nel cuore, perché Dio conosce i nostri cuori, se le nostre preghiere sono sincere. Vedete, questa è una cosa che solo Dio riconosce. Noi facilmente possiamo essere ingannati dalle lacrime di chi magari sta subendo le conseguenze del peccato che ha commesso egli stesso, e poi le conseguenze fanno piangere, nessuno dice di no. Ho peccato, ho sbagliato, sono caduto, sto soffrendo, sto pagando il danno di questo peccato. Noi ci possiamo anche lasciare ingannare dalle lacrime, le lacrime commuovono, gli uomini si lasciano commuovere, ma Dio conosce il cuore, Dio non si lascia ingannare dalle lacrime. Dio sa se una preghiera di pentimento è realmente una preghiera di pentimento o è soltanto il dispiacere per il dolore delle conseguenze del peccato. Dio lo sa. Ecco perché tante volte noi piangiamo davanti al Signore, ma le cose non cambiano nella nostra vita, perché sono le lacrime del dispiacere del peccato, ma non sono le lacrime del pentimento. E allora noi non troviamo la grazia. Troviamo soltanto la commozione della sofferenza. Ed è una differenza che vedremo tra poco. Ma Dio riconosce nel cuore se la supplica è sincera. E la supplica di Manasse fu sincera. E quando un cuore si umilia realmente davanti a Dio, chiede perdono dei suoi peccati, lo fa davvero, puoi anche essere Manasse, troverai la grazia di Dio. Benedetto il nome del Signore. E quella grazia però si attiva quando viene raggiunta da una vera preghiera, da una vera confessione, da una vera richiesta di perdono. Dio risponde alle suppliche di chi si pente. E dice la parola che il Signore si arrese alle suppliche. È una traduzione forte. Il termine originale è semplicemente botta e risposta. Quell'uomo supplicò
e il Signore si lasciò supplicare. Viene invertito il verso nel senso di dire si lasciò toccare da quella supplica, si lasciò raggiungere da quella supplica. Questo avvenne in quel giorno particolare in cui Manasse aveva toccato con mano le conseguenze del suo peccato, supplicò il Signore con tutto il cuore e quella supplica il Signore permise che arrivasse a lui. Questo significa si arrese alle preghiere. Non viene mai detto che si arrese a Manasse, viene detto che si arrese alla supplica di un uomo penitente e viene scritto 2 volte. 2 volte viene citato e questo ci deve risvegliare l'attenzione. Alla fine del rimanente, le azioni di Manasse, la preghiera che rivolse a Dio, le parole dei veggenti, la sua preghiera e come Dio si arrese ad essa. 2 volte viene detto, perché Dio vuole fare grazia. Se lo supplichiamo con tutto il cuore, c'è grazia sufficiente per noi. Alleluia. Questa mattina il Signore può salvare. E se c'è qualcuno che dice la mia condizione è troppo aggravata perché ci sia redenzione per me, questo è il tempo della grazia. Se chiedi perdono dei tuoi peccati, se metti da parte tutto quello che dispiace il Signore e lo supplichi con tutto il tuo cuore, Egli ascolterà l'invocazione di colui che si umilia. Gloria a Dio. Però lo dobbiamo invocare. Non dobbiamo aspettare che accada qualcosa. Non dobbiamo aspettare di maturare delle cose. Dobbiamo invocare il nome del Signore. Manasse fu letteralmente salvato. Dio lo salvò. Permettetemi, sul ciglio del burrone, perché se il Signore non fosse andato in suo soccorso, Manasse sarebbe morto in schiavitù, probabilmente torturato, perché questo accadeva ai sovrani conquistati ed era un'immagine per le popolazioni che diceva il conquistatore fa questo agli altri potenti per farvi sapere che il più potente è lui. Manasse sarebbe morto in poco tempo, poche ore, perché il tempo della grazia è limitato, è stato citato prima dal fratello. Il tempo della grazia è limitato, ma benedetto sia il Signore che adesso è tempo di grazia. Fino all'ultimo secondo del tempo di grazia c'è speranza di salvezza. E Manasse, come l'uomo sulla croce, il ladrone, come il figlio prodigo che ritornò in sé, Manasse trovò grazia. In un tempo ancora di grazia, invocò il Signore e il Signore lo salvò. Ma invocò il Signore, gridò al Signore, supplicò il Signore e trovò il Signore favorevole. Ora uno potrebbe dire, ma se funziona così io faccio quello che voglio e poi Dio mi salva all'ultimo. Beh, intanto non possiamo sapere quando è l'ultimo minuto, quindi saremmo degli stolti a ragionare così. Ma noi sappiamo davvero se siamo stati raggiunti dalla grazia. Noi sappiamo davvero, e qui è per noi la lezione, non è per Dio che conosce il cuore. Noi sappiamo davvero se la preghiera con lacrime che abbiamo fatto era davvero una preghiera di pentimento sincera e non le lacrime di coccodrillo, se la grazia di Dio che ci raggiunge produce conversione. Conversione. Non so se vi è mai capitato di piangere in preghiera dopo aver peccato e poi ritrovarvi a sbagliare di nuovo in quelle cose. Non c'è stata nessuna conversione. Vi siete dispiaciuti? L'avete detto al Signore?
ma non c'è stata nessuna conversione. Quando Dio fa grazia, trasforma le vite, le trasforma. C'è la conversione, noi non siamo più quello che eravamo prima, noi non facciamo più quello che facevamo prima, abbiamo pianto per queste cose, abbiamo supplicato il Signore di salvarci da quelle cose che ci stavano portando alla morte. Noi, raggiunti dalla grazia di Dio, non possiamo più fare quelle cose, ci convertiamo, facciamo un'inversione a U, cambiamo, siamo nuove creature. Tutto è nuovo, le cose vecchie sono passate, ecco, non sono più, sono tutte nuove. Manasse si convertì. Manasse seppe che la sua supplica non era quella di un uomo che non voleva essere uncinato. Chi vorrebbe mai essere uncinato? Ma era un uomo che aveva capito che senza Dio era senza speranza. Manasse lo seppe non quando Dio lo liberò, ma quando si vide di nuovo a Gerusalemme e non disse: mi è andata bene questa volta, Dio mi ha fatto un favore, ora torniamo a fare quello che ci piace fare. Manasse si convertì. Manasse si convertì. E non è che ci convertiamo noi, è la grazia di Dio che opera in noi. Manasse fu raggiunto dalla grazia di Dio. E quel ritorno a Gerusalemme non fu il ritorno del re che avevano conosciuto prima. Fu un altro uomo. E se voi leggete quello che fece, sembra di leggere la storia di suo padre Ezechia o di altri re positivi. Tolse di mezzo tutto, abbatté l'idolo, costruì le mura fortificate, fece ogni cosa per ristabilire l'altare del Signore, offrì sacrifici di riconoscenza a Dio, era un uomo di Dio, si era convertito, la grazia di Dio lo aveva raggiunto davvero, non erano storie, non erano emozioni, non erano lacrime temporanee, era un uomo raggiunto dalla grazia di Dio. Questo vuole fare il Signore. Questa mattina avrei potuto meditare con voi riguardo alla guarigione divina, al Signore che ci incoraggia, al Signore che rialza colui che è stanco. Ma Dio vuole fare grazia per la nostra salvezza. E non c'è condizione che possa tenerci lontano dalla grazia di Dio se andiamo al Signore con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Lui ci salverà e la nostra vita cambierà e noi vivremo per la gloria di Dio. Ma io ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, ho tanti problemi, ho tante necessità, ho tanti progetti. Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Manasse li aveva i progetti, Manasse aveva l'oro, i palazzi, gli eserciti, aveva tutto e stava morendo. Ma trovò la forza di invocare il Signore e scoprì un Dio di grazia. Baal non fece mai grazia, Astarte non fece mai grazia, gli altri idoli non fecero mai grazia. Eppure banchettava Manasse, si sollazzava nei piaceri della vita, aveva tutto fino ad arrivare alla morte. Solo Dio poteva salvarlo e scoprì che Dio voleva salvarlo. Voleva. Questa mattina guardiamo il nostro cuore, ognuno di noi. Forse possiamo fare l'errore di dire: io non sarò mai come Manasse. Ricordiamoci che il peccato è peccato nello stesso modo davanti a Dio. Ma la storia di Manasse ci dice che non c'è pessima condizione, non c'è stato morale sprofondato che Dio non possa raggiungere con la sua grazia e salvare. E se invochiamo il nome del Signore,
forse per la prima volta nella nostra vita non saranno lacrime di dispiacere, ma lacrime di pentimento. Troveremo la grazia di Dio e lo sapremo quando la nostra vita sarà diversa da come siamo entrati qui questa mattina. Torneremo a casa dicendo: io le cose di prima non le voglio più fare. Io voglio cambiare vita. Io sento dentro di me che quello che ero prima non mi appartiene più. Allora sapremo che la grazia ci ha raggiunti e diremo: Signore, non lo merito, ma tu sei un Dio di grazia. E saremo un altro figlio prodigo che Dio rialza dal pantano per farlo un figlio suo. Ci alziamo in piedi e cerchiamo insieme la grazia di Dio.